Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. La riduzione della durata del reddito di cittadinanza nel 2023 colpirà circa 846.000 individui, vale a dire poco più di un beneficiario su 5. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, Giancarlo Blangiardo, in audizione alla Camera sulla manovra di bilancio 2023. Se si considerano i soli beneficiari in età compresa dai 18 ai 59 anni, il taglio riguarderà oltre un terzo di essi, spiega il presidente. Sono 165 le posizioni irregolari segnalate dai carabinieri, NAS in ospedali e RSA durante l'attività svolta d'intesa con il Ministero della Salute. A seguito di un controllo effettuato nel pronto soccorso di un presidio ospedaliero di Catania, è stata rilevata la presenza nel turno lavorativo di personale ausiliario in numero inferiore rispetto a quello previsto dalle condizioni contrattuali stabilite nel disciplinare di gara. Il Comitato Vulcani, a seguito delle segnalazioni ricevute dal sopralluogo eseguito, sollecita per l'ennesima volta l'amministrazione comunale e il terzo municipalità di Catania a intervenire urgentemente per la presenza in via Santa Sofia di due pericolosissimi tombini totalmente divelti e non visibili in particolare durante le ore serali. 4 sbarchi con un totale di 144 persone si sono registrati a partire dall'alba a Lampedusa. Sui diversi barchini intercettati nelle acque antistanti alle isole Pelagie vi erano gruppi di 33, 35 e ancora 33 e 43 migranti, fra cui 22 minorenni. Tutti originari di Guinea, Mali, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio e Senegal, hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.